I numeri ci dicono che l'epidemia è ancora in corso. In questi giorni, in queste settimane i casi stanno riaumentando, sono decine, rasentano le centinaia al giorno anche i casi d'aumento in questi ultimi giorni. Questo è l'allarme nel veneziano lanciato dalla CGIL, la preoccupazione per il cluster all'ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia. Con numeri di 3 giorni fa, 16 positivi tra medici, infermieri e operatori e 8 pazienti ricoverati. Un rapporto di 2 operatori sanitari positivi per ogni paziente. E poi, sempre a Venezia, desta preoccupazione l'impennata di casi alla casa di riposo Fate Bene Fratelli. I casi riguardano in parte operatori e in parte ospiti, come anche all'ospedale civile di Venezia. Tanti mini cluster presenti anche in diverse aziende nautiche di Porto Marghera, specie ma non soltanto tra la comunità bengalese, così la FIOM. Ci sono delle situazioni che ci destano particolare preoccupazione nelle aziende in appalto all'interno della Fincantieri. Parliamo di all'altra settimana intorno ai 120-130 lavoratori. Certo, lì insistono quasi 5.000 dipendenti tra diretti e indotto degli appalti, però sappiamo che se lì si allarga la possibilità di poter fare un tampone a tutti i lavoratori che abbiamo dentro quell'azienda, probabilmente avremo anche molti più casi. Dunque la situazione già adesso è preoccupante dal nostro punto di vista. Critica, secondo il sindacato, la situazione organici negli ospedali, con infermieri, OS, tecnici di laboratorio e medici a rischio tenuta dei servizi. Quello che noi chiediamo in questa fase è che si dia veramente corpo a quel piano di emergenza che prevedeva assunzioni e rafforzamenti in tutti i reparti, perché altrimenti rischiamo nella nuova ondata di non avere le forze umane per sorreggerla.